chiaro e definito, e lo ripeto, il mio principio guida è che l'autovelox nei punti pericolosi è sacrosanto. L'autovelox a decine di migliaia per fare cassa è una tassa occulta che non c'entra niente con la sicurezza, quindi bisogna ben distinguere le fattispecie. Poi c'è il tema dell'omologazione, prima di un certo anno, dopo un certo anno, stiamo parlando con le aziende, con le associazioni, con i sindacati. Voglio che il documento sia il più completo possibile. Ma che cosa è successo questo stop and go, come si spiega? C'è un decreto trasmesso, poi bloccato, servono approfondimenti, che cosa succede? Assolutamente, ho detto, servono approfondimenti tecnici perché gli autovelox che salvano le vite sono i benvenuti. Ho fatto un codice della strada che ha l'obiettivo di ridurre morti e feriti. Nei primi 3 mesi c'è 800 feriti in meno e 61 morti in meno. Gli autovelox un po' furbetti, poco segnalati e in punti che non hanno alto tasso di incidentalità sono una tassa occulta sulla pelle dei lavoratori, e quindi bisogna ben distinguere le due fattispecie. Poi tecnicamente ci sono i tecnici che stanno disquisendo su omologazione pre e post, e quindi voglio che sia tutto perfettamente chiaro a tutti, e non era ancora così. C'è qualche produttore di vino che con l'introduzione, con i cambiamenti al codice della strada, ha espresso qualche preoccupazione sul calo delle vendite? Lei come risponde? No, che non abbiamo assolutamente toccato il tasso alcolemico. Era 0,5 prima e 0,5 adesso, quindi uno poteva bere a Natale dell'anno scorso esattamente quello che poteva bere 2 anni fa e che potrà bere l'anno prossimo. Il calo degli incidenti, dei morti e dei feriti mi dice che la gente sta capendo, e conto di riuscire a essere al Vinitaly come sono sempre stato, perché è uno dei nostri fattori non solo di export, di ricchezza, ma anche di cultura identitaria, territoriale, locale, quindi un bicchiere di buon vino non ha mai fatto male a nessuno. Lei ha parlato con Vance?